Ma se mi dici, buonasera, siamo in diretta con l'hotel Aireali per la 12ª edizione del Gran Premio Aero Veneto, un Gran Premio che sta dando molte soddisfazioni e che sta portando veramente il livello dei nostri ragazzi dell'Istituto Alberghiero molto molto alto. The Millennials, molto alto. Belli capelli, senti. Adesso possiamo partire, vi auguro una buona visione. Ecco, vi auguriamo una buona visione e grazie per l'attenzione, grazie per la vostra presenza. A presto. Possiamo chiamare i relatori, c'è anche gli ospiti qua. Non dare le spalle al pubblico? Non dare le spalle al pubblico? No, il pubblico è di qua. Ma devi girare verso gli ospiti. Che fai? Io direi di fare prima la presentazione come l'anno scorso, la rivolgevo verso di te, verso la Barbara, appunto, dopodiché per ultimo, mano a mano che... Tanto puoi girare, no? Puoi girare, è morbido lì, o prema. Basta fare così. No, vabbè, ma questo gira, Ma guarda, io mi fiderei poco, vabbè, perché lo scorso... Sì, non mi sento. Benissimo. Possiamo partire. Riservato. Ma sei troppo bello, si alzi la media. Secondo me hai bisogno di un turista nuovo, di si alzi la media. Guarda, il fularino a carbone. Se battete l'anno scorso solo da Bacchia che stava Sì, sì, no.
Hey, we are ready. We are ready? Yes, ready. Siccome sono qua vi lascio passare. Vi lascio. No, tu fai il giro lungo. Faccio il giro lungo. Fai la circunnavigazione del tavolo. Allora, io passo anche su qua. Ce la fai? Dai, ti abbiamo messo in castigo apposta. Sarai stretto. Lungo, eppure ti hanno messo all'angolo. Vabbè, dai, non è serio. Ce la fai? E se no mettete qua, come per meglio credi. Non c'è... Agli ordini. Ma gli ordini mi sembra anche giusto, perché poi stai vicino anche a signor Zingarelli, non so se mi spiego. Beh, state entrambi vicini. Sono in alto. Sì, oppure eventualmente in alto, però è sì, come no, vabbè, più che altro perché c'è il campo, è quello di cui cantava Mina, mille bolle su di c'è l'autorizzazione, assolutamente sì. C'è una liquidatoria per tutti. Adesso parla lui. È qua, Anna? abbiamo fatto a tornare per muoverti ancora. Bene, possiamo iniziare? Direi di sì. Buon pomeriggio a tutti, sia ai presenti che a coloro che ci stanno seguendo via streaming. Mi sentite, vero? Come prima cosa desidero ringraziare la proprietà dell'Hotel Reali che ci ha offerto questa splendida struttura per poter accogliere tutti voi in occasione dell'evento. I miei ringraziamenti vanno anche alla direzione nella persona del signor Andrea Doria, qui presente, e allo staff che ha contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa. La nostra gratitudine va anche ovviamente ai componenti della giuria che questa mattina dalle ore 8 hanno valutato i ragazzi qui presenti. Per chi non mi conosce mi presento, il mio nome è Maria Barbara Bastoni e sono presidente AIRE Veneto dallo scorso febbraio. Doveroso un saluto e un ringraziamento all'amico e presidente degli ultimi 8 anni Massimo Goriello che ha voluto essere tra noi in questa giornata. È là presente che... Con il 2016 siamo giunti alla 12ª edizione del Gran Premio AIRE Veneto che nel corso degli anni ha coinvolto, pensate, più di 170 studenti. Sento comunque il dovere veramente dal cuore di riconoscere, di dare questo merito e questa riconoscenza all'amico Sandro Bravin che è stato l'ideatore di questa iniziativa. Nel corso degli anni si sono avvicendati diversi esperti del settore turistico alberghiero che con le loro esperienze personali e professionali hanno sicuramente arricchito il nostro e il vostro sapere, apportando un valore aggiunto al curriculum personale di ciascuno di noi. Mi è stato riferito che anche quest'anno l'interessante topic scelto per la discussione ha fatto fare le ore piccole ai nostri relatori. Ne hanno detto, ma cosa è stato scelto questo argomento?
che ha dovuto spendere del tempo per documentarsi al meglio, siate sicuri, ma soprattutto per portare testimonianza della sua diretta esperienza. Ma cosa sono mai questi millennials? Quali sono le loro preferenze? In che modo preferiscono viaggiare? Ma soprattutto le strutture alberghiere sono attrezzate per raccoglierli al meglio? Alla luce di questi interrogativi sono certa che saranno molte le informazioni utili che sentiremo, sulle quali ci confronteremo. Permettetemi di leggere e condividere con voi un saluto particolare che arriva dal vicepresidente general manager del Kimberly Hotel di New York, Mr. Julio Perezic. Oggi si festeggia il Thanksgiving Day, quindi non potendo intervenire di persona via Skype call, ha ritenuto opportuno inviare ai nostri giovani studenti e a tutti i presenti un messaggio di buon augurio e di buona riuscita dell'evento. Dear Ms. Pastoni, we sincerely appreciate your interest in the Kimberly Hotel for your distinguished programs. We strongly believe that the proper formation of young professionals through initiatives like yours is truly the future of our industry. Regarding your kind invitation to participate on your upcoming roundtable, we deeply regret to advise that November 24th is a major holiday in the USA, for which our offices are closed in observance of Thanksgiving. We truly hope you may accept our heartfelt apologies for not being able to participate in the roundtable at this time. In the meantime, please accept our very best regards. Most sincerely, Julio Perezic. Io devo veramente condividere con voi il sentimento di orgoglio, perché come l'anno scorso abbiamo avuto in collegamento via Skype Anna Endriskova, head concierge del Metropol di Mosca, purtroppo non abbiamo conteggiato il Thanksgiving Day, però come vedete insomma è con noi, insomma fisicamente, personalmente è con noi. Un ultimo ringraziamento lo rivolgo ai nostri supporters come ABA, Associazione Veneziana Albergatori, Vetreria Bisanzio, Forno d'Asolo, Cantina e Fattoretto. Passo ora la parola al dottor Claudio Scarpa, moderatore della tavola rotonda, direttore appunto dell'ABA, che presenterà i nostri ospiti. Invito caldamente gli studenti e presenti a non esitare nel fare domande qualora vi fossero degli aspetti che ritengano di dover meglio approfondire. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie da parte mia per l'invito, perché ogni anno venire a questo incontro, ricorrente incontro di AIRA, per me è un piacere infinito, perché incontro gli amici di AIRA, ma perché incontro voi. Ricordatevi che il patrimonio, il vero patrimonio, non solo virtuale, visto che parliamo di millennials, ma proprio fisico delle imprese siete voi, perché gli alberghi si basano sugli uomini, non sulle strutture. Sono gli uomini che fanno gli alberghi, e in questo senso le giovani leve, voi siete la speranza per un futuro per le nostre imprese, un futuro incentrato sulla qualità, sull'innovazione tecnologica, sulle capacità. Io voglio ricordare quest'oggi una persona, è morto recentemente, proprio alcuni giorni fa, Ugo Serrandrei, era una persona decano dell'associazione, 74 anni, decano dell'associazione da 40 anni, albergatore, laureato in scienze politiche, ma aveva seguito l'albergo paterno, nel senso che era un albergatore della famiglia da oltre 100 anni, dai primi del Novecento, proprietario di un albergo storico qui a Venezia, che era l'Hotel Saturnia, poi successivamente la figlia Marianna aveva avuto l'incarico di aprire il Capisani, un design hotel piuttosto noto qui in città, un altro 4 stelle, ed era una persona che a me era molto cara perché aveva una visione olivettiana dell'impresa, cioè vengono prima le persone e dopo vengono i dati, i numeri economici. E in questo senso io condivido il suo concetto, la sua visione, e lo ricordo oggi proprio per questo, perché ripeto ancora una volta, il mondo dell'impresa, ma soprattutto quello alberghiere, mi piace moltissimo lavorare nel mondo degli alberghi, è fatto di persone, di carne e ossa, non è fatto di macchine, non è fatto di informatizzazione, di robots e via dicendo, è fatto soprattutto di persone. E in questo senso mi piace lavorare nel mondo alberghiero molto di più di quando lavoravo invece nel mondo dell'industria, che è stato il mio primo 10 anni di lavoro passati all'interno del mondo industriale. Detto questo, parliamo dei millennials, traduco in italiano, se mi consentite, classe d'età 18-36.
classe di Charge 1836 che è una classe d'età in cui non si sono dovuti superare ostacoli come invece i vecchierelli come me hanno dovuto superare. Io mi ricordo nel 1990 probabilmente un amico ricercatore all'Università di Padova mi mostrò la prima email giunta dall'Australia e io non ne percepii assolutamente il significato, era una cosa per me assolutamente inutile, quasi un gioco che all'Università di Fisica stavano facendo tra ricercatori. In realtà ha cambiato la nostra vita. Ormai parlare di mail significa parlare di qualcosa che è vecchio. I miei figli sono nati con un'estensione, hanno 3 braccia, la terza braccia è lo smartphone. Mi canzonano perché mi parlano di deep web e io francamente fino a lì non sono arrivato, nonostante sia un amante della tecnologia e dell'utilizzo della tecnologia nel mondo dell'impresa, perché per il mestiere devo essere evidentemente faccio il dirigente, quindi sono obbligato a inseguire la tecnologia che dicevo prima è più veloce di noi, probabilmente noi siamo talmente lenti che non riusciamo a seguire i ritmi della tecnologia. Mentre invece questa generazione che è nata con lo smartphone in mano, vedo i ragazzini tuttora a 4-5 anni sono già in grado di insegnare spesso ai genitori l'utilizzo di uno smartphone, e ha delle esigenze che sono completamente diverse, delle capacità che sono completamente diverse e sta cominciando a diventare una fascia di mercato. Come cominciamo a intercettare questa fascia di mercato? Mi pare che questo sia l'argomento da quello che ci siamo detti prima, di cui parliamo. E quali sono le capacità soprattutto che un giovane manager, e vi auguro di essere presto, deve avere una persona che lavora nel mondo alberghiero, deve avere per sapere come intercettare questi flussi che sono sicuramente importanti, hanno una loro importanza. Per parlarcene questa sera vi presento gli ospiti, abbiamo, che interverrà per prima, la dottoressa Ghedin, che è responsabile delle risorse umane dell'Hotel Hilton Stucchi, importantissima struttura, voi sapete, situata alla Giudecca, in una bellissima posizione per le altre cose, con una piscina all'ultimo piano. Io me lo ricordo quando abbiamo fatto l'apertura dell'hotel con il dottor Ferraro, veramente invidiabile, e con una suite, la cosa all'ultimo piano mi ricordo, veramente invidiabile. Al secondo intervento sarà del dottor Carlo Bazzaghi, che è direttore del Cala Luas, l'ho pronunciato giusto, ad Armatax in Sardegna, un posto meraviglioso che invito tutti a visitare come turisti, perché veramente la Sardegna ha delle bellezze che ci consentono veramente di dire che i Caraibi siamo noi. E il terzo intervento sarà invece della dottoressa Chiara D'Alessandri, che è asolando, che invece non rappresenta il mondo degli hotel, ma rappresenta il mondo dell'incoming e quindi vede l'argomento da un punto di vista diverso rispetto alle persone che vi ho presentato prima. Quarto intervento, Cristian Zingarelli, conosciutissimo direttore dell'ADA che è a Venezia, ma soprattutto direttore di Villa Barbaric, una struttura che è deliziosa, nel senso che è una villa veneta situata nel centro di Mestre, sembra incredibile. La città ha aumentato la sua dimensione e ha lasciato intatto un gigantesco parco con una villa veneta meravigliosa con degli affreschi stupendi, valorizzata da un direttore di capacità come il dottor Zingarelli, che tra le cose ha fatto un ristorante anche che mi dicono essere di grande rilievo. Siamo stati ospiti anche tuoi con la stupenda. Ultimo intervento, last but not least, il dottor Michele Prete, anche qui responsabile della formazione training manager, penso di poter tradurre così il titolo, della Kempinski, grande catena internazionale. Io mi ricordo l'unica volta che ho dormito in una Kempinski era a Sofia. Bellissimo albergo, l'unico probabilmente bello della città, perché la città dal punto di vista turistico non ho poi granché, però molto bello l'albergo, faccio i complimenti al dottor Prete per questo. Ultimissimo, facciamo parlare quello che ormai è diventato un vero monumento, che è all'albergatoria, e io vi consiglio di leggere i suoi libri perché sono divertenti, si leggono in una serata, si divorano in una serata con piacere. Il dottor Claudio Novio, che è stato direttore di grandissimo rilievo nel gruppo Accor e che ora sei consulente, mi pare, no? Nel settore alberghiero, ma soprattutto sei colui che trasmette, vero, i millennials sono coloro che hanno la detenzione probabilmente delle nuove, la capacità di gestire le nuove tecnologie, però abbiamo chi è in grado di transitarli verso un passato che ha una importanza notevole, un passato fatto di esperienza soprattutto e di conoscenza del mondo alberghiero approfondito.
Ecco, lascio quindi la parola per primo allora alla dottoressa Ghedin del Mulino Stucchi, Hotel Hilton Mulino Stucchi, direttrice responsabile delle risorse umane, che sarà la prima ad intervenire e a parlarci del tema. Ci siamo messi d'accordo prima nel far sì che voi possiate interagire, anzi sarete stimolati a interagire con gli interlocutori, però anche tra di loro, cioè ogni argomento è correlato all'altro, quindi non è casuale la scelta di far partire per prima la dottoressa Ghedin, perché poi successivamente gli argomenti che verranno trattati si intersecano con quello che la dottoressa Ghedin ci dirà, e soprattutto tra di loro
anno tuo, però che tocca fare adesso? Aspettiamo che tutti che abbastanza siano connessi. Ce l'ho qua nascosto da guardare. Ditemi voi quando ci siete. No, non riuscite, sì. Quanti sono riusciti a connettersi sulla mano? Ok, dai, bene. Allora possiamo iniziare. Gli altri diamo una mano ai vicini che ce l'hanno fatta, magari. Allora, come funziona il gioco? Intanto vi siete connessi. Quindi siete arrivati a questa pagina, giusto? Dovete creare il vostro, intanto mettere il pin del gioco. C'è questa musichetta un po' inquietante, ma non vi preoccupate, fa parte del gioco. Quindi il pin è questo, ve lo vedete qui. Ok, se avete fatto vi chiederà di fare un nickname, quindi noi vedremo, eccoli comparire i vostri nomi, quindi riusciremo a monitorare come state andando l'evoluzione del gioco. Possiamo giocare anche noi docenti? Certo, certo che sì. Ok? Ci siamo tutti? No? Ok, aspettiamo un paio di minuti. Allora, come funziona? Adesso compariranno nello schermo delle domande che io vi leggerò e ci sono 4 risposte identificabili con una forma o con un colore, poi in base alla vostra memoria scegliete voi come scegliere la risposta e ovviamente conteggeremo quante risposte giuste verranno date. Il sistema in automatico, giusto perché sfruttiamo la tecnologia, ci dirà chi sarà il vincitore. Sono 10 domande in tutto, quindi mi raccomando, concentrati. 22 giocatori, ci siamo tutti adesso? No? Va bene? Ecco, compare Enrico. Cominciamo. 25. Ok, pronti? 26. Ok, io parto, Ok, are you ready? Quando sono nati i millennials? Ecco qua, dovete scegliere dal 1945, risposta rossa al 60, risposta blu 1961, 80, 95 in poi risposta verde, 81, 95 risposta giallognola. Pronti? Conta anche la velocità di risposta. Ecco, allora abbiamo avuto 9 risposte esatte e la risposta esatta era 81-95, quindi i millennials nell'argomento di oggi sono le persone nate fino al 95, quindi molti di voi sono già la generation che si è arrivata dopo i millennials. Ok, pronti a proseguire? Avete capito come funziona? Non chiacchierate, concentratevi, altrimenti perdete. Ok, pronti? La seconda, ok, attenzione, abbiamo in testa Claudia. Bravissima, bravissima. Ok. Qual è l'aspetto più importante nel fidelizzare un dipendente millennial, quindi per l'azienda? L'impatto del lavoro della società, work-life balance, più uso della tecnologia o opportunità di crescita professionale? Secondo voi? Vi dico che tutte queste sono nella top 10 delle cose più apprezzate dai millennial, ma una svetta sulle altre.
E qual è che spetta sulle altre? Work-life balance. Attenzione, perché in realtà, perché forse non è l'uso della tecnologia, lo vedremo magari dopo con i colleghi, con i loro interventi, perché per i millennials la tecnologia è già scontata, quindi non è così. Ok? Pronti? Continua a essere in testa, vuol dire che gli altri hanno sbagliato. Proseguiamo. Responsabilità sociale e ambientale. Quanto influiscono questi due aspetti nelle scelte di acquisto, quindi quando comprano, i millennials? 90, 72, 51, 85. Parliamo di responsabilità sociale e ambientale, quindi l'impegno per la società e l'ambiente. Oh, finito il tempo, la risposta esatta era 85%. Ok, quindi molto, non ancora moltissimo, ma molto. Ok? Proseguiamo. Pronti? Attenzione, c'è stato il sorpasso. Ok? Chi ha in testa, alzi la mano. Ma tu non hai il telefono. Sembro io. La solita secchiona. Avanti. Quanti millennials condividono sui social le proprie esperienze durante le vacanze? Quindi si connettono per condividere. 97, 70, 56, 85. Dai, qui voglio che tutti la stecchino questa, dai. Quasi tutti. Era il 97%. Vediamo la classifica. Iari passa in testa. Ok, allora abbiamo visto che il 97% delle persone che vanno in vacanza, invece di stare lì a godersi il sole, si vanno dal sole, ma magari si fanno un selfie e lo postano nei social. Quindi qualcosa è cambiato. Una volta si andava in vacanza con il rullino e quando si tornava a casa si stampavano le 1000 foto, di cui alcune anche bruttine. Ok? Quanti millennial dichiarano di aver pianificato le vacanze con lo smartphone, quindi l'utilizzo dello smartphone per programmare la vacanza? 94, 70, 85 o 68? Non siamo 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Però la maggioranza di voi ha terminato. Ok, quindi avete visto? E vi dico che cercando questi dati ho trovato anche un dato che riguarda poi la collega che interverrà dopo. Il 78% di chi ha utilizzato lo smartphone per programmare una vacanza online ha utilizzato anche un'agenzia online. Quindi questo è un dato interessante poi. Prossima domanda. Quanti millennials hanno sul loro smartphone un'app dedicata ai viaggi? 95, 72, 63 o 55? Non lasciatevi imbrogliare, per visto che non tutti lo utilizzano per... No, dai, via. La risposta esatta è il 72%. Ok, attenzione che c'è una in testa, bravissima. Abbiamo nella top 5 anche un professore, una professoressa bravissima. Ok, pronti? Andiamo avanti? Per il 62% dei millennials è importante che cosa? Che il brand scelto supporti una causa sociale, visitare un blog di settore piuttosto che una rivista, attivare un dialogo con il brand sui social, la pubblicità del prodotto. La pubblicità. 3, 2, 1, la risposta esatta era... Quindi per tutti i millennials è importante
importante vedere che i loro brand preferiti siano attivi sui social, mettere un like, mettere un commento, e assolutamente per loro è importante quando il brand dà loro una risposta a quelli che sono i loro feedback. Quindi la richiesta continua di un'interazione è una delle caratteristiche dei millennial. Ma scusa di prima, adesso che succede? Sono vecchio, si deprime. Allora, adesso i tuoi compagni ti bloccheranno le mani per farti perdere, ok, andiamo. Come deve essere la vacanza ideale per un millennial? Di buona qualità, all inclusive, itinerante, autentica e unica. Ma avevano già risposto. La risposta era autentica e unica. Quindi Solo i 43 punti dietro sono professore contenta di vedere che tutti si state divertendo. La piccola riflessione è: ci siamo spostati nel turismo dal tutti al mare, quindi dalla vacanza di massa nello stesso periodo, nello stesso posto, sempre allo stesso posto, a qualcosa che vuole essere veramente un'esperienza unica, irripetibile, che ho fatto solo io, e quindi motivo per me di orgoglio e di vanto. Andiamo avanti e troviamo ancora in testa. Dite Claudia, ricordatevi che il mio compleanno io sono il terzo, mi raccomando. Ok, andiamo avanti. Questione 9, quindi su quali aspetti si dovrebbero concentrare le aziende per attrarre i millennials? Smart working e innovazione, retribuzioni elevate, standardizzazione, posto fisso. Per attrarre voi, quando cercherete lavoro, che cosa dobbiamo fare noi aziende? Retribuzione elevata funziona sempre. sono al quinto posto. Sono secondo. È proprio così. Adesso becco Acia, adesso passo Vedete che la retribuzione rimane importante, ma non è più al primo posto. Ultima domanda, quindi qui vi giocate tutto, Attenzione. Attenzione, sul passo. Chi è Rita? In che percentuale la popolazione mondiale sarà composta da millennials nel 2025? 74, 81, 86 o 75? No! Quindi quando voi sarete imprenditori, quanto incideranno i millennials nei vostri clienti? No! Allora, Rita al primo posto. Alla fine è ceduto. Ok, e al quarto posto Vale. Rita, fate vedere. Vergogna, Rita. Ok.